Gentili amici di portogruaro.veneto.it, ecco una notizia che farà felice chi è solito raggiungere il centro storico di Portogruaro provenendo da via San Martino in bicicletta. Il sindaco Antonio Bertoncello è riuscito in tempi ragionevolmente brevi, circa 40 giorni, a far delimitare con apposita segnaletica stradale una nuova pista ciclabile che inizia dal civico 46 di Viale Pordenone, dove ha sede un noto albergo e ristorante, e termina a circa 300 metri in direzione della parrocchia di San Nicolò. Di fronte all'ingresso dell'albergo, per lasciare spazio alla pista ciclabile, si sono dovuti ridisegnare i parcheggi delle auto, collocandoli parallelamente rispetto a Viale Pordenone. Purtroppo, dopo pochi metri, le strisce gialle e bianche si interrompono per lasciare spazio alle auto posteggiate. È immaginabile, dai rilievi presenti sul manto stradale, che anche qui al più presto verrà esteso il percorso ciclopedonale. Per concludere, ricordo che quest'opera, poco impegnativa dal punto di vista economico, ma utile ai ciclisti, è stata realizzata grazie alla disponibilità del proprietario dell'albergo. Speriamo che i suoi clienti, dopo aver posteggiato l'auto nei nuovi stalli, staranno attenti quando apriranno lo sportello della propria auto, perché potrebbero tagliare la strada ad un ciclista.